Siamo venuti al passo di San Boldo per trovare Gianni Bonesso, lo sciamano della valle. A un certo momento uno fa delle scelte e segue dei percorsi che possono essere, nel mio caso, proprio questo, un percorso più spirituale, abbracciando queste sintonie indiane. Come vedi, il campo prende proprio le mosse dai campi indiani. Questo qua è proprio, imita esattamente un vero campo indiano. Queste antiche tende sono costruite come 300 anni fa, con le stesse strutture, con le stesse impalcature, con le stesse tele chiaramente moderne, perché una volta usavano la pelle e oggi usiamo della cordura. Tutto l'abbigliamento che tu vedi in gran parte mi è stato regalato, donato proprio dalla gente. In questo caso la borsa, questo è un piccolo caimano. Chiaramente queste cose ormai non le trovi mai più in giro, me l'hanno regalata apposta, ha detto tu Gianni sai cosa farne. E si parte la mattina più che altro è regolata dalla sera, perché è la sera in realtà che il campo vive spiritualmente intorno ai fuochi, facendo diciamo dei riti, ma sono delle cose molto particolari, la camminata sui carboni ardenti, il suono dei tamburi, e questo si può protrarre nella notte. Ma la vita si svolge molto normalmente, la mattina abbiamo il nostro piccolo chiosco, le colazioni, le cose, al mezzogiorno il nostro piccolo forno fatto di terra apposta per le nostre cose, le pizzette, i polli eccetera e quanto. Durante il pomeriggio muoviamo i cavalli, andiamo a fare delle escursioni sui Brent, troviamo la gente, troviamo i bambini. E la sera poi è il grande incontro tutti insieme davanti al fuoco, o ci sono i tamburi, o c'è della musica, o ci sono appunto, come ti dicevo, dei percorsi sui carboni ardenti, piuttosto che degli incontri anche con delle persone che vengono apposta qua per trovarci per questo motivo. Qui siamo riportati a 300 anni indietro. Dopo dipende da ognuno viverlo o non viverlo in un certo modo, vestirsi, mettersi le piume in testa piuttosto che stare con le braghe corte, capisci? Ognuno ci mette dentro la propria spiritualità. La prima volta che ti ha visto così tua mamma e ti hanno visto così i tuoi amici, cosa hanno detto? Beh, la mamma ha detto una cosa diversa dagli amici. Comunque sono rimasti un po' perplessi tutti quanti, ma l'importante, al di là di tutto quello che sono state diciamo gli aggettivi da pittoresco in avanti, l'importante è che io faccia il percorso che mi sento io. Ci sono delle famiglie proprio che hanno comprato dei tipì apposta per stare insieme, perché questo è proprio un ambiente fatto per i bambini anche, perché ritroviamo, intanto abbiamo un sacco di animali, abbiamo i nostri cavalli, è pieno di cani come puoi vedere, noi lasciamo proprio che gli animali siano liberi a loro agio, per cui abbiamo il piacere anche di ospitare delle famiglie che hanno addirittura comprato dei tipì. Questo è un percorso che intanto è tutto mio personale e poi piano piano, vivendo all'interno di queste tende, cominci un po' ad apprezzare e a capire un po' quello che era stato l'antico spirito di queste persone.